Oggi abbiamo presentato un progetto di legge assieme ad Arcigay, Agedo, Famiglia Arcobaleno. L'abbiamo presentato perché serve che questa regione prenda una posizione chiara, cioè o si sta dalla parte di chi dice, come il Presidente Zaia, che fa delle aperture rispetto a un cambiamento anche all'interno del centrodestra rispetto ai temi dei diritti civili, oppure si sta con le frasi oscurantiste che abbiamo sentito e sentiamo spesso anche dentro il Consiglio regionale. Abbiamo presentato questo progetto di legge proprio per dire, in mancanza di una norma nazionale, serve una legge regionale, a proposito di autonomia, dove noi riusciamo a fare un lavoro con alcuni enti fondamentali. Penso agli enti del lavoro, perché sappiamo che c'è discriminazione per le persone della comunità LGBTQ+, nel momento in cui cercano lavoro, oppure all'interno delle scuole, dove non abbiamo ancora una regione che supporta i ragazzi e le ragazze che ad esempio hanno bisogno di fare coming out e hanno bisogno di istituzioni scolastiche che li ascoltano. Questo progetto di legge mira proprio a 360 gradi a lavorare contro ogni forma di discriminazione nel lavoro, nella scuola e nella società. Si parla di 250.000 euro l'anno che su un bilancio di 11 miliardi che ha una regione sono niente e andrebbero a finanziare degli interventi specifici, penso alla formazione degli operatori ad esempio anche all'interno del tessuto sanitario di questa regione o anche all'interno del mondo lavorativo. Penso ad esempio al supporto a alcuni centri antiviolenza dedicati nello specifico alla comunità LGBTQ+, perché non si può chiedere ai centri antiviolenza tradizionali di occuparsi anche di un altro tipo di popolazione. Dobbiamo fare un lavoro invece specifico e i fondi servirebbero a questo.